Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Lavori e caos sull'A19 con chilometri di fila. Il presidente della regione Schifani chiede la testa del vertice di ANAS, decisione condivisa dal sindaco di Palermo. Italia Viva scarica la responsabilità sul governatore. In Sicilia è arrivato l'anticiclone Pluto, temperature torride e caldo africano almeno per 10 giorni. Mobilitazione contro la guerra davanti alla base NATO di Sigonella. I manifestanti temono che la Sicilia diventi un avamposto tra due blocchi contrapposti. Trapani, aumentano le truffe agli anziani, i carabinieri invitano i cittadini a chiamare il 112 al primo sospetto. Missione abbronzatura perfetta, tra chi ama esporsi al sole c'è anche chi si mostra incurante della corretta protezione per evitare scottature e malattie della pelle. Grande appuntamento live ieri al Foro Italico di Palermo per il concertone di Radio Italia, oltre 50.000 spettatori e tantissimi artisti sul palco. È uno degli allenatori più in voga del calcio italiano, Vincenzo Italiano è tornato nella sua Ribera, accolto dal calore dei suoi concittadini dopo il trionfo in Coppa Italia con il Bologna. La Meta Catania vince il secondo scudetto consecutivo nel calcio a 5, i rossazzurri si impongono anche in gara 2 di finale con Napoli e si confermano sul tetto d'Italia. Bentrovati, anche questo fine settimana si stanno registrando code e caos sull'autostrada Palermo-Messina. Schifani, infuriato, chiede di rimuovere il responsabile ANAS in Sicilia. Decisione condivisa dal sindaco di Palermo, mentre Italia Viva scarica le responsabilità sul presidente della regione. Luca Ciliberti. Infuriato come raramente accade, ma stavolta il presidente della regione non ci ha visto più e a difesa di migliaia di automobilisti che quotidianamente percorrono le autostrade siciliane ha chiesto la rimozione dei vertici ANAS nell'isola. Una profonda irritazione si legge nella nota del presidente per l'atteggiamento poco collaborativo che ANAS continua a tenere per risolvere i gravi disagi causati dai cantieri lungo l'autostrada A19, in particolare nel tratto in prossimità di Baccheria. Nel corso della riunione del Comitato Operativo Viabilità riunito in prefettura a Palermo, tutti avevano condiviso la soluzione di una bretella. Durante il successivo sopralluogo, invece, insieme alla polizia stradale, ANAS ha valutato come non particolarmente utile questa ipotesi e ha definito come non fattibili o non attuabili per ragioni tecniche altre soluzioni. Al termine è emerso che l'unica alternativa restava quella di deviare, in caso di necessità, il traffico sulla statale 113. A quel punto Schifani è saltato dalla sedia. Chiediamo all'azienda pertanto un cambio di passo immediato, servono responsabilità, visione e capacità di adattamento, chiedendo la rimozione immediata del responsabile di ANAS Sicilia, che continua a dimostrare scarso senso di collaborazione istituzionale nei confronti del ruolo del commissario e nei confronti dei siciliani. Una presa di posizione che è piaciuta molto al sindaco di Palermo Roberto Lagalla, preoccupato anch'egli dai disagi provocati dai cantieri infiniti. Di scarica a barile invece parla il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone. Questa volta il Ponzio Pilato di Palazzo d'Orleans, scrive, ha rifilato ogni responsabilità all'ANAS e a sua volta è Faraone a chiedere le dimissioni, ma dello stesso Schifani, a suo dire incapace di risolvere tutte le emergenze. E sono giorni di grande sofferenza anche per il caldo. Le temperature nei prossimi giorni, almeno 10, saliranno ancora e potranno sfiorare anche i 38 gradi. Sentiamo Francesco Aloi. 38 gradi, la temperatura reale, quella percepita supera i 40. Qui siamo vicino al mare, quindi si sta meglio rispetto all'entroterra, dove c'è ancora più caldo. Oltre al sole, forte e cocente, in questo fine settimana c'è un leggero vento, quanto basta per fare sopportare le alte temperature. Ma attenzione, perché nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire ancora. Per quanto riguarda le giornate di domenica e di lunedì è previsto un temporaneo calo di un paio di gradi, quindi non molto, a causa di venti più settentrionali. Per quanto riguarda poi il resto della settimana, a partire da martedì, nuovo aumento delle temperature. Pluto, si chiama così l'anticiclone nordafricano che sta infuocando tutto il paese, resterà dalle nostre parti ancora per un po'. Così chi può ne approfitta per andare al mare. La Sicilia si mobilita contro la guerra, lo fa con un presidio e un corteo davanti alla base NATO di Sigonella. Il rischio, spiegano, è che la Sicilia possa diventare un avamposto tra due blocchi contrapposti, una situazione pericolosissima per tutti. Orazio Longo. Sapendo che chi siamo oggi qua non bastiamo, abbiamo la necessità, territorio per territorio, piazza per piazza, luogo di lavoro per luogo di lavoro,
di fare crescere un movimento popolare della pace e per la pace. Eccolo il popolo della pace in marcia fino alla base NATO di Sigonella. L'articolo 11 della Costituzione ad aprire il corteo con uno striscione: mentore dei padri costituenti. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa. Un presidio della CGIL assieme all'Ampi e alla comunità di Sant'Egidio. Lega Ambiente Libera, WISP e Zero Waste. Il piano di riarmo che si sta alimentando in Europa e negli stati nazionali sia un piano che guarda lontano dalle necessità reali di questa nostra regione e di questo nostro paese. Ogni punto percentuale in più investito nella difesa significa sottrarre investimenti per l'azione contro la crisi climatica, la vera minaccia del nostro pianeta. La paura è che la nostra isola possa diventare avamposto di una guerra tra due blocchi contrapposti. Cita Pio La Torre, il segretario del PD Anthony Barbagallo, in una frase che disse il 4 aprile del 1982 in un'altra manifestazione contro l'installazione allora dei missili cruise a Comiso. Dopo 43 anni siamo ancora qui a chiedere pace, spiega Livia Adorno del Movimento 5 Stelle. La Sicilia è una terra di dialogo, vuole rimanere tale e allora anche per questo abbiamo presentato una interrogazione al Parlamento siciliano a mia prima firma e condivisa dall'intero movimento, proprio per chiedere al Presidente Schifani di prendere posizione netta col governo Meloni. Stop a tutti i conflitti, in primis a quello israelo-palestinese. Restituiamo la parola alla diplomazia, l'esortazione finale della rete siciliana contro la guerra. E adesso andiamo a Palermo, dove ancora una volta è emergenza centro storico, turisti rapinati e malmenati da un gruppo di palermitani. Sono episodi purtroppo che si stanno ripetendo. Marco Gullà. Da un lato c'è il mercato, i colori, il folklore e i turisti, poi dall'altro ci sono violenza, risse e aggressioni. Ancora una volta il centro storico di Palermo ad essere la copertina della cronaca, l'ultimo episodio qualche giorno fa, quando una serena serata in Vucciria si è trasformata in un incubo per 5 turisti. I giovani, 4 ragazzi portoghesi e una ragazza italiana, stavano trascorrendo la serata in totale relax, quando sarebbero stati puntati da un gruppetto di palermitani che li avrebbe avvicinati e rapinati. I poveri turisti avrebbero tentato di reagire e ne sarebbe nata una colluttazione, rapinati e percossi. Un episodio che ovviamente non fa altro che alimentare la lunga scia di violenza che soffoca questa parte del capoluogo. Al tramonto, manco fosse un film, il centro storico diventa insidioso e territorio di bande di extracomunitari. Tra spaccio e rapine, percorrere le vie centrali della città diventa alquanto pericoloso e così i turisti diventano facili prede da avvicinare e importunare. Come richiesto da cittadini e associazioni, spesso mancano le forze dell'ordine a vigilare. Ovviamente una cattiva pubblicità per la città che proprio grazie al turismo è riuscita a scalare le speciali classifiche di gradimento, ma tutto questo non fa che macchiare questi colori, quelli della vera Palermo. 4 aziende, 3 di Catania e una della provincia di Agrigento, sono state poste sotto sequestro con l'accusa di traffico illecito di materiale ferroso tra Messina e Catania. Ci sono 49 indagati per danni all'ambiente. Francesco Triolo. 3 aziende di Catania ed una della provincia di Agrigento, operanti nel settore della raccolta, della trasformazione e del commercio di materiale ferroso, sono state sottoposte a sequestro preventivo al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Il provvedimento eseguito dagli uomini della sezione Polizia Ferroviaria di Messina e della Polizia ipotizza a carico delle 4 società e di 49 indagati un'attività organizzata per il traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania, in violazione degli obblighi ambientali e di tracciatura dei rifiuti vigente, sostanziatisi in una pluralità di condotte di raccolta, trasporto, cessione e conferimento di ingenti quantitativi tra maggio e settembre 2022. Alcuni elementi emersi nel corso delle indagini inducono però a ritenere che l'attività illecita possa risalire addirittura al 2020. L'attività investigativa ha consentito inoltre di ipotizzare il reato associativo allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti in materia ambientale. A Trapani sono in aumento le truffe nei confronti degli anziani. Dopo gli arresti e le denunce, i truffatori cambiano adesso metodo, ma non le vittime. I carabinieri chiedono ai cittadini di chiamare immediatamente il 112 e soprattutto di non cadere in certe trappole. Laura Spanò.
Nei mesi scorsi, dopo una serie di arresti effettuati dai carabinieri in provincia di Trapani, si era registrata una lieve flessione delle truffe ai danni di anziani, ma in queste settimane però il fenomeno è tornato a crescere e la preoccupazione anche. I carabinieri infatti hanno raccolto diverse segnalazioni, in particolare a Trapani e Mazara del Vallo, dove si moltiplicano gli episodi che seguono un copione ormai noto, ma con varianti sempre più subdole. Tutto questo nonostante non siano mancati arresti e denunce e le campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia le persone più fragili. Se prima lo schema più utilizzato era quello del finto incidente stradale con conseguente telefonata di un carabiniere e l'arrivo a casa di un finto avvocato, oggi a far leva sulla paura sono altri espedienti. I truffatori, verosimilmente ben organizzati e aggiornati, hanno cambiato metodo, ma la dinamica è ancora una volta ben studiata, come spiega il colonnello Dario Vigliotta. I truffatori telefonano all'abitazione della vittima e con la scusa che si è verificato un furto in quella zona chiedono di controllare l'oro presente dentro casa per verificarne l'eventuale provenienza furtiva. In questo caso si presentano presso l'abitazione della vittima, chiedono di far divisionare l'oro presente, tutto l'oro presente dentro casa, e con una scusa banale distraggono la vittima, chiedono ad esempio un bicchiere d'acqua e a quel punto si danno alla fuga con tutto il bottino. È una truffa, chiamate immediatamente il 112 affinché noi possiamo efficacemente intervenire. Ci sono delle novità per chi vuole fare delle escursioni sull'Etna. Sono stati introdotti maggiori controlli per l'accesso alle aree sommitali del vulcano per garantire la sicurezza dei visitatori. In particolare sono state emanate ordinanze che prevedono l'accompagnamento di guide vulcanologiche o alpine. In alcune zone, come l'area del cratere di sud-est, sono state stabilite distanze di sicurezza che devono essere rispettate durante le escursioni. Sono state infine istituite postazioni di controllo presidiate da forze dell'ordine per monitorare il flusso di veicoli e garantire così il rispetto delle regole. È arrivata l'estate, sappiamo quanto caldo sta facendo in questi giorni e c'è per chi l'ama la missione abbronzatura perfetta. Siamo stati in spiaggia e c'è stata per noi Desiree Ferlito. Vediamo come si comportano i bagnanti. Esporsi al sole senza protezione, per giunta nelle ore più calde, o usare acceleratori di abbronzatura, ma anche spruzzarsi acqua e sale per velocizzarla. Sono i recenti, pericolosissimi trend promossi su TikTok. Tintarella da ottenere a tutti i costi, sottovalutando troppo spesso l'altissimo rischio per la salute. Quando noi ci esponiamo al sole è vero che produciamo più vitamina D, però andiamo incontro a tantissimi rischi. Uno fra tutti il melanoma, quindi i tumori della pelle. Ottenere il tanto desiderato colore tambrato diventa tra i giovani quasi una sfida. Sui social spopola l'hashtag UV-Index con migliaia di video che invitano a esporsi al sole nelle ore proibite. Però utilizzi la crema solare? Sì, la utilizzo. Conosci i rischi dell'esporsi al sole senza protezione? Sì, li conosco i rischi, lo so. Sono stato un pochino superficiale. Dovrei utilizzare delle protezioni, ma non le ho mai utilizzate. Quel che conta è la bellezza dell'abbronzatura da raggiungere subito. A salvarsi la pelle ci penseranno domani. Tantissimi pazienti mi chiedono come mai se si mettono la protezione solare vengono comunque le macchie. Molto spesso il danno è stato fatto da giovani, quindi quando magari non utilizzavano le attenzioni che utilizzano adesso, le nostre cellule danneggiate hanno memoria e oggi che stiamo invecchiando compaiono. Adesso una breve pausa e poi parleremo di musica, tra poco. Grandi applausi ad Agrigento per l'Orchestra Sinfonica Siciliana che si è esibita al Teatro dell'Efebo. Davide Sarto. Musica, applausi e grandi emozioni ad Agrigento per il concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana al Teatro dell'Efebo.
Oltre 700 spettatori hanno assistito all'evento gratuito organizzato per Agrigento, capitale italiana della cultura. Sul podio il maestro Sirba Dinic, in un programma coinvolgente con l'ouverture festiva di Sostakovic, il Capriccio italiano di Tchaikovsky e la celebre sinfonia del Nuovo Mondo di Dvorak. Io sono veramente stupita, dico ormai l'orchestra incomincia a farsi conoscere e quindi sappiamo che piace e comincia anche ad attirare l'attenzione di tanti, però effettivamente sono stupita, cioè il successo che abbiamo avuto in questa città è straordinario. I biglietti sono andati esauriti in poche ore, suggestiva l'atmosfera nella cava resa ancora più affascinante dal vento caldo della sera. La location è una location straordinaria che testimonia ancora di più la ricchezza e la bellezza di questa città, che veramente merita di essere valorizzata da tutti i punti di vista, e questo è anche un altro modo per valorizzare Agrigento, la cultura, la musica. Un appuntamento che ha unito arte, pubblico e territorio, lasciando il segno in una stagione culturale sempre più viva. Ed è stata una grande festa quella di ieri sera al Foro Italico di Palermo per il concertone di Radio Italia, oltre 50.000 spettatori e tantissimi artisti sul palco. Marco Gullà. Oltre 50.000 persone hanno assistito ieri sera dal Foro Italico di Palermo al concertone di Radio Italia, un evento eccezionale, musica, balli e divertimento, gli artisti sul palco da Rova Rose William e poi Negramaro, Raff, Noemi, Francesco Gabbani, Gaia, The Colors, Blanco, Tananai e Annalisa. La musica che unisce, la musica che accende Palermo e tantissimi spettatori sul prato del lungomare già dalle prime ore del mattino. Tra vecchi successi, brani sanremesi e novità dell'estate, per il Foro Italico è stata una notte in cui l'unico diktat era cantare insieme e divertirsi. Per Palermo invece il secondo evento musicale di rilievo in 7 giorni, dopo il doppio appuntamento con Gigi D'Alessio a Renzo Barbera. È tornato nella sua Ribera da vincitore Vincenzo Italiano, l'allenatore del Bologna, che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia, un legame profondo con la terra d'origine, celebrato dall'abbraccio della sua comunità. Sentiamo. È tornato a casa accolto dall'affetto della sua gente. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e vincitore dell'ultima Coppa Italia, ha fatto tappa a Ribera, nel cuore dell'Agrigentino, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. In centro, tra amici, parenti e tifosi, ha ricevuto anche il titolo di socio onorario del circolo ricreativo Buoni Amici, a conferma di un legame mai spezzato. Tornare qui dopo aver trascorso le stagioni sportive è sempre una meta per me fissa, con amici, parenti, e ritornare qua per me al mare, al sole, trascorrere un po' di serenità per ricaricare le pile, ripeto, è sempre una tappa fissa. Nato a Karlsruhe in Germania, da genitori emigrati per lavoro, Italiano è tornato a Ribera quando aveva appena 6 mesi. È qui che ha iniziato a inseguire il suo sogno, passando dalle giovanili locali alle panchine della Serie A. Per me non si è mai staccato quel cordone che c'è con la Sicilia, Ribera, i miei trascorsi anche a Trapani, Partinico, perché sono stato anche in varie squadre dove sono stato bene, quindi la Sicilia per me è una meta fissa. Un ritorno carico di emozione, quello di un uomo che non ha mai dimenticato le sue origini e che oggi è simbolo di orgoglio per un'intera comunità. Breve pausa e poi parleremo di calciomercato. A tra poco. Dal 1° luglio l'apertura ufficiale del calciomercato, ma le siciliane sono già attive. Marco Carli.
Il Palermo vive sull'onda lunga dell'entusiasmo suscitato dall'arrivo di Inzaghi, tecnico che ormai in B è una vera garanzia, come dimostra la promozione col Pisa nella passata stagione. Insieme a Brunori ha presentato la nuova maglia dei rosa. La onoreremo, hanno detto. Intanto la società lavora sul mercato, Elia dallo Spezia e Augello dal Cagliari sono due obiettivi su cui si stringe, due esterni, uno di centrocampo, l'altro di difesa, per puntare in alto insieme ad altri che arriveranno. Per il Catania sono due gli obiettivi: dare a Toscano un organico quanto più completo possibile per il ritiro e sfoltire la rosa per far lavorare il tecnico su un gruppo definito. Gega, ad esempio, va al Casarano, Castellini vicino al Mantova, ma con un probabile prestito oneroso. La prossima settimana dovrebbe fornire un responso definitivo su Inglese, anche se le sensazioni, come detto da Pastore, sono positive. Nel frattempo si monitora la situazione legata ad altri attaccanti. In difesa si parla di Silvestri, di Pieraccini e del Cesena. In casa Siracusa, Turati in città ha incontrato la dirigenza per impostare la stagione. Per quanto riguarda il DS, mentre inizialmente si pensava di affidare le competenze al direttore generale, prende piede l'ipotesi invece di una figura specifica del ruolo. Si parla tanto di Laneri, nei primi giorni della prossima settimana gli scenari dovrebbero essere ancora più chiari. Il Trapani ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Sergio Sabatino, il difensore granata che nelle ultime 2 stagioni ha indossato la fascia di capitano, ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2026. La Meta Catania vince il secondo scudetto consecutivo nel calcio a 5. I rossazzurri si impongono anche in gara 2 di finale con Napoli e, grazie al 3-2 finale, si confermano sul tetto d'Italia. Ancora Marco Carli. Una festa che vale doppio, come i 2 scudetti consecutivi, impresa storica che eleva la Meta Catania del presidente Enrico Musumeci, dominatrice dell'ultimo torneo, come dimostrano anche le 2 gare di finale con Napoli, ma anche, e questo è il merito maggiore, portatrice di un progetto serio e vincente basato anche sulle forze catanesi e siciliane in genere. Questa è la nostra prerogativa, continueremo a lavorare sui siciliani, sui catanesi, sui ragazzi che vogliono venire a giocare a calcio a 5. Questo è un grande scudetto perché ripetersi è più difficile, ma quello che ho detto ai vostri colleghi oggi davanti al pubblico catanese è stata un'emozione unica. La partita, intanto la cornice di pubblico, l'ennesimo esempio di quanto Catania sia capace di dare in termini di entusiasmo. Un entusiasmo che ha trascinato fin da subito il primo gol e di un grande protagonista come Turmena, che mette in rete con una perfetta punizione di sinistro. Siamo a metà del primo tempo. Il brasiliano raddoppia al 17esimo sfruttando un power play non utilizzato al meglio da Napoli e segnando a porta vuota dalla lunga distanza. In apertura di riprese ancora uno dei grandi protagonisti della stagione etnea a triplicare. Podda va in rete su tiro angolato. Napoli non si arrende e accorcia con Berruto. Turmena prende il rosso. Napoli si avvicina ulteriormente a 1 minuto dalla fine con Vavà. Ultimi secondi concitati. Sichera protagonista come tutta la Meta che alla fine esulta con merito ed entra definitivamente nella storia. Bene, era l'ultima notizia per quanto riguarda Sicilia 24 di stasera. Grazie per l'attenzione e una buona notte.